L'incredibile fascino di Venezia raccontato attraverso i numeri. È la sfida dello scrittore Alberto Tosofei, discendente da una famiglia di vetrai di Murano, per i 1600 anni della città. L'intervista è di Fabio Cappelli. Venezia compie quest'anno, sotto il profilo leggendario, i suoi 1600 anni. Nasce il 25 marzo del 421. È ovviamente una convenzione, ma a noi fa gioco. È stata capace di produrre 1100 anni di Repubblica in 120 uomini che l'hanno rappresentata, tanto per cominciare a inoltrarci nei numeri belli tondi. E fra le altre cose ha donato per esempio un sistema elettorale alle giovani democrazie che sul finire del Settecento si affacciavano, no, alla modernità della storia, come quella statunitense e quella francese. Gli Stati Uniti e la Francia vennero a Venezia a studiare quello che allora era l'unico sistema elettorale, peraltro in voga e vigente da più di 1000 anni. Lei prova a raccontare Venezia attraverso i numeri, ma questo libro è soprattutto un libro di storie e di cuore, ed è anche, ricordiamo, l'autore viene da una famiglia di vetrai di Murano. Ho in qualche modo sublimato la mia assenza dal panorama vetrario dopo secoli di presenza della mia famiglia con questo grande amore per la città e cerco di restituirle, ecco, come posso, una narrazione anche nuova e diversa. Mi è piaciuta l'idea di raccontare questa storia in numeri. Venezia, fra parentesi, può vantare il primato non certo invidiabile di essere stato oggetto del primo bombardamento aereo della storia, fatto con palloni aerostatici. 11.654, che è, secondo Marin Sanudo, che è uno dei più celebri cronisti del primo venticinquennio del Cinquecento, il numero delle cortigiane ufficiali in città. Venezia, capitale anche del sesso, oppure numeri più semplici come il numero delle calli, 1198, il numero dei pozzi, il numero dei ponti, che sono portatori di storia ma anche di storie. Ecco, inseguendo i numeri della città inseguo anche le storie delle persone, le vicende storiche e anche le leggende, perché mi piace indagare la vita della città e la sua storia anche attraverso gli aspetti più leggendari. L'UNESCO ha dichiarato patrimonio dell'umanità non soltanto la città e i suoi monumenti, ma tutta la laguna. Venezia e la sua storia sono anche un esempio di convivenza con l'ambiente. Venezia che è assolutamente immersa nella laguna al punto da farne parte, no? È qualcosa di indistricabile. È curiosamente nel suo apparire così naturale, anche con i pesci, no? Gli animali, le garzette che volano, i gabbiani, quanto di più artificiale esista nella storia, perché non esiste una sola pietra di questa città, e sono tante le pietre qui a Venezia, che non sia stata portata da qualche altra parte, che non sia arrivata qui. Eppure chi ha costruito questa città, letteralmente sul fango, è stato capace di rispettare questo ambiente e di inserirvi questa meraviglia di pietra e di marmo che sembra galleggiare, ma non galleggia, ha delle basi solidissime e morbide che sono di legno e che la rendono in qualche modo forse ancora più naturale, ecco, nella sua, ribadisco, totale artificialità, meravigliosa artificialità.